È scappata fuori nuda, gridando, piangendo come una matta, poveretta, tutta ferita sulle gambe. Gridando, mi hanno aiuto, aiuto, chiedevo aiuto, mi hanno trattenuto qui tutta la notte. L'abbiamo assistita noi, appena i nostri clienti che erano qua fuori per l'aperitivo ci hanno avvertito di sta ragazza che era mezza nuda dietro un furgone, gli abbiamo messo una coperta e chiamato le forze dell'ordine e l'ambulanza. Era sconvolta, era piena di lividi. Vittima una 32enne che mercoledì verso l'ora di pranzo è fuggita ferita dall'ex centro Telecom di via Carducci a Mestre chiedendo aiuto, come raccontano alcuni testimoni. Si è appoggiata a quel muro e si è coperta. Era spaventatissima, si vedeva che era sofferente e in più era tutta ferita, ricoperta di sangue sulle gambe. Sul posto carabinieri, polizia locale, personale del 118. In ospedale i medici hanno confermato la violenza sessuale, poi sono stati eseguiti i test tossicologici e i tamponi indispensabili per verificare l'accaduto e dai primi esiti ci sarebbero elementi sufficienti per ipotizzare uno stupro probabilmente ripetuto, forse compiuto da più persone. Nel frattempo i militari e gli agenti hanno intercettato un 30enne di origine tunisina che hanno portato in caserma, ma la vicenda ha contorni ancora da chiarire e le indagini sono in corso per stabilire con esattezza cosa sia accaduto nell'edificio e di chi siano le responsabilità, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I residenti hanno paura. Questa gente qui gira con un flessibile a pila o con tronchesi molto grandi in tasca. Il giorno stesso che hanno messo quella rete elettrosaldata era già aperta. Qui vanno dentro e fuori a qualsiasi ora, no? E ovviamente vede anche gente che si fa tranquillamente con le siringhe alla luce del sole, trova scene di spaccio in pieno giorno, mattina, pomeriggio, sera, è una latrina a cielo aperto. Il piazzale donatori di sangue è un ricettacolo di malavita. Il complesso da sempre è ricovero di sbandati e tossicodipendenti, per questo viene sgomberato periodicamente dalle forze dell'ordine, ma ancora non è sufficiente. All'interno si trova di tutto, comprese siringhe usate e materassi. Solo nel 2023 sono stati fatti in generale 130 sgomberi, con 111 nel 2024 e solo questo palazzo qua ci impegna in decine di interventi, sopralluoghi e sgomberi. Non poco più di 10 giorni fa siamo intervenuti con 3 giorni continui di pulizie, nonché sollecitando la proprietà che sono intervenuti, infatti tutto il reticolato che è stato messo in ferro è stato proprio messo 10 giorni fa. Sono state bloccate tutte le finestre interne, purtroppo con le cesoie che delle biciclette si sono riusciti ad aprire un varco e sono entrati. Il comune agisce per quanto sia permesso. Sappiamo che ci sono delle trattative comunque per la vendita, questo è un posto che è di proprietà privata ed è la proprietà privata che se ne deve prendere carico. Noi abbiamo anche diffidato, adesso stiamo procedendo per quanto riguarda una diffida di igienico-sanitaria per l'intervento all'interno dello stabile.